Amore, parliamo della partita, vieni. Parliamo della partita. Lei ha visto tutta la partita, io no. Abbiamo vinto! Allora, sono nella vigna? Nel vigneto? Sì. Nella vinatura. Ma non sono avvinazzato. Parliamone bene. Allora, qua perché il concerto... Ma è stata una giornata un po' particolare. Avevo programmato tutto. Benvenuti a proposito, non sarà un'analisi approfondita, però è la gioia di cominciare con una vittoria dopo un inizio un po' traballante. Partiamo da questo presupposto. Poi i fatti miei, io sono Valerio Fluido da New York, mi diverto a parlare di calcio. Iscrivetevi al canale perché domani, se vi iscrivete adesso, domani io me la riguardo. Insomma, appena torno a casa in qualche modo faremo un'analisi che se ne va a fare dei rumori incredibili. La palla è rotonda, per fortuna lo è, e cerchiamo di allontanare, non fatevi venire mal di testa, ma ci allontaniamo da questo casino, perché allora io avevo programmato tutto, scendo molto più presto al mattino di modo che arrivo alla serata qua dove devo suonare, devo fare l'apertura, devo aprire per Kool and the Gang. So cool. Cioè sono suonato una volta prima di loro, sono fortissimi. Quindi celebriamo la vittoria del Napoli e tenevo tutto il programma, arrivo prima, me la guardo nel parcheggio, c'ho tutto il tempo, quando finisce la partita faccio il soundcheck eccetera. Mi hanno rubato la targa della macchina. Mi affaccio, vedo la macchina senza targa davanti, devi avere la targa dietro e la targa davanti. Quindi il cortomuso davanti non poteva essere. No, devo per forza, sono dovuto andare alla polizia a denunciare il fatto. A tempo sono riuscito a venire qua e a vedere un secondo tempo così e così, vederlo così e così, perché qua non prende niente. Però ci tenevo a fare un saluto bene augurante alla stagione, perché l'inizio lo dice la copertina, lo dice SofaScore, insomma c'è stato più attack momentum del genere e si è partiti con quel 4-3-3. Ecco perché voi poi nei commenti potete darmi una mano, io me li leggerò, capire se effettivamente abbiamo fatto più o meno quello che abbiamo fatto in alcuni amichevoli, cioè si parte con il 4-3-3 e poi magari ti rendi conto che se devi dare qualcosa in più, che il 4-3 può essere un po' piatto, ci aggiungi i Kevin, ci aggiungi i Vergara, che sono poi protagonisti, assist e gol e assist della vittoria. Ora, penso che subito ci sarà una polemica incredibile, perché ho visto De Rossi molte proteste importanti sul primo gol di Kevin. Vi ricordate il gol che subiamo in amichevole proprio per colpa di Kevin? C'era quella responsabilità tra Meret e Kevin. Kevin sposta il pallone, viene toccato con la spalla, ma viene considerato un contrasto di gioco. Vanno tutti e due sul pallone a cercare il pallone, non è che ci siamo presi le chiacchiere su Kevin in amichevole. Ed è molto simile la cosa, spalla a spalla. Onestamente bisogna essere onestissimi, soprattutto su queste cose arbitrali, perché si comincia benissimo con Orsato eccetera eccetera. Se fosse capitato a noi, se un Colombo avesse spinto Rachmani in quel modo, io avrei chiesto il fallo. Però è una di quelle situazioni grigie, come il cielo qui a Long Island. Situazioni grigie, cioè si può dare il fallo o non si può dare il fallo senza proprio problemi. Il secondo gol bisogna dare merito a Lucca. Vi ricordate come fu un liscio di Gaetano che permise quel gol alla Spadori? Ve lo ricordate l'anno di Spalletti dello scudetto? Però non è solo il liscio di Lucca che porta al gol di Vergara, voglio dare merito a Lucca di un recupero palla che poi porta al contropiede. Kevin che va in avanti, visione di gioco, la rimette al centro, perfetto per Lucca. Lucca non riesce a intervenire e Vergara, caracollando, quasi cadendo,
riesce a segnare con l'aiuto anche di 2 deviazioni, forse ci rimango male se non glielo danno, perché è bello. È bello se danno, insomma, assist e gol e assist a De Bruyne e Vergara, perché uno è il futuro e l'altro è il passato, tra virgolette, però entrambi sono il presente e secondo me vanno sfruttati, perché in questa squadra serve qualità, questo è importante. Poi vorrò fare un'analisi abbastanza approfondita se nel primo tempo siamo stati un po' timidi, perché sono amici Bellini che la ministra mi ha dato un resoconto del primo tempo importante, dove abbiamo anche cominciato pressando altro, poi ci siamo squagliati e abbiamo lasciato un po' di campo aspettando, ed è sempre il discorso di Højlund: se fa partire lui il pressing lo seguono tutti, se non parte da lui bisogna capire cosa chiede ad Allegri, ma non glielo chiederanno mai, non chiederanno mai queste cose. Allora dobbiamo essere bravi noi a guardare le partite, a guardare tutte le situazioni e a renderci conto se effettivamente il Napoli ha dei momenti codificati in cui fa partire il pressing, come bene abbiamo fatto con il Salonicco. Secondo me è la cosa più sfiziosa da vedere adesso. Nel frattempo ci pigliamo i 3 punti, perché l'Inter, cioè partita, gli avevo detto 4-0, ci hanno voluto dare lo sfizio di prendere un gol dal Monza, si sono un po' addormentati, quella l'ho vista, partono subito fortissimo con Çalhanoğlu, però il portiere del Monza è molto responsabile su molti dei loro gol, purtroppo. Però sai, si erano addormentati un attimo e il Monza ha segnato, quindi che sia l'Inter la squadra da battere, che sia da monito. Può capitare che qualsiasi squadra, anche il Monza, può segnare all'Inter, quindi non ci si può mai addormentare, non si può mai sottovalutare l'impegno. E chissà se il Como l'ha sottovalutato, perché Udinese priva di Davis si prende un punto col Como e il Como deve fare quella stagione che, quindi importantissimo aver fatto questa prima vittoria, come viene, poi la aggiustiamo la squadra, cerchiamo di capire se si può giocare meglio, perché mi sono arrivati un po' di messaggi privati, dici io non ce la faccio con questa squadra, sempre tutti indietro così, 38 partite, non resisto. Voglio capire se erano dei messaggi un pochino frettolosi, insomma conseguenti a un primo tempo deludente, e nel secondo tempo abbiamo preso di più noi il pallino del gioco e abbiamo attaccato. Serve qualità, serve capire quali giocatori ti possono dare questa qualità. I gol nelle gambe ci sono, non sono tantissimi, ma si possono fare, e non vorrei partire sempre sparagnini con poi la possibilità di dare di più. E questa è una cosa che vedemmo anche in alcune partite di Conte, ce lo ricordiamo proprio nell'anno dello scudetto, i due volti, e i due volti, me lo ricordo, lo dicevamo benissimo anche nell'anno di Garcia. C'era un meme che avevo fatto di Raspadori che ride e poi diventa così, perché ride il Napoli il primo tempo, poi si rende conto che c'è il secondo tempo. I due volti non devono esistere, deve esistere un Napoli solo, che per tutta la partita fa quello che deve fare. Se riusciamo a dominare, a stare all'attacco, meglio. Nel frattempo pigliamoci i 3 punti, perché possono succedere gli upset, e l'inizio del campionato, alcune squadre sono ancora incomplete, alcune squadre hanno fatto la preparazione per resistere a lungo, quindi le piccole possono fare all'inizio qualche sgambetto e poi dopo si rilassano. Quindi molto bene, da New York, no, da Long Island, insomma, Valerio Fluido è tutto, che sia di buon auspicio, purtroppo non possiamo fare la live, ma state tuned, lasciate un like, 1926 like buoni auguranti, e poi recuperiamo l'analisi, la live e tutte le cose. Da New York ve l'ho detto, le palle, ci vogliono 2 palle così.